Siamo con il presidente dell'Ordine degli Architetti, l'architetto Cimino. Ecco, vorremmo un suo parere su questa probabile, se ne parla da qualche giorno, fatto del viadotto Morandi che dovrebbe essere abbattuto. Ecco, lei ha fatto una nota, qual è la vostra posizione secondo lei? Innanzitutto ritengo che l'idea sicuramente è una buona idea. Per carità, questo ponte quando è stato costruito, sappiamo tutti che è stato costruito su dei reperti archeologici, che ha fortemente deturpato l'assetto e l'ambiente, il paesaggio della nostra città, avendo già uno Skyliner, vedendo da Porto Empedocle che di fatto con i grattacieli sicuramente vanno a deturpare e con questo anche il Ponte Morandi. Però oggi non possiamo pensare di abbattere un'infrastruttura senza pensare di avere uno studio di fattibilità su un progetto, su una infrastruttura alternativa. Io ritengo che Agrigento, così come tutta la provincia di Agrigento, oggi si trova abbandonata con il resto del mondo, lontana dagli aeroporti, lontana sotto il profilo infrastrutturale. E il Ponte Morandi oggi rappresenta anche una via d'esodo, uno snodo importantissimo per la città di Agrigento. Quindi ritengo che prima ancora che di pensare di abbattere con i costi che ci sono per abbattere un ponte di queste dimensioni, è necessario che ci sia un progetto alternativo. E ritengo che poi questo abbattere un'infrastruttura del genere debba rientrare anche in un processo che veda un progetto per il futuro urbanistico della città di Agrigento. Non possiamo pensare solo a piccoli interventi, ma dobbiamo avere una strategia generale su quello che sarà la città di Agrigento nei prossimi anni, nei prossimi 20 anni. E questo è l'obiettivo che dovremmo iniziare ad avere tutti quanti in maniera sinergica, sia come ordini professionali, sia come società, come associazioni produttive, sia anche come amministrazione. Io ritengo che questo è un momento molto importante. Abbiamo una crisi congiunturale sotto il profilo cittadino e provinciale che non vede uguali negli ultimi forse 100 anni. E quindi noi dobbiamo programmare e progettare la città del futuro partendo dal centro storico, partendo dalla Valle dei Templi, facendo comprendere che la Valle dei Templi di Agrigento è Agrigento, riaggregando le periferie e facendo sì che il centro storico diventi il vero fulcro della città di Agrigento. E per fare questo oggi constatiamo che ancora siamo in attesa di capire cosa succede col piano regolatore generale, di capire cosa succede con il piano di utilizzo del demanio marittimo. Dobbiamo tutti insieme lavorare evitando le critiche, perché quello che oggi io sto dicendo, quello che oggi stiamo registrando sono dati di fatto e noi come ordini professionali, noi come architetti siamo a completa disposizione di questa amministrazione come di tutte le amministrazioni della provincia di Agrigento laddove richiesto per dare qualsiasi supporto. Ma la politica deve avere un ruolo fondamentale, deve agire e deve agire in fretta, perché noi riteniamo che a questo punto non possiamo più aspettare proclami, ma dobbiamo avere dei fatti, perché il passare degli anni, il passare dei mesi non può far altro che accelerare questo stato di crisi che noi oggi viviamo.